Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui. Oggi ho una grande voglia di giocare qualche partita Blitz. Continueremo a giocare con l'account Mosse Divertenti. Bisogna recuperare Elo. Abbiamo fatto delle sessioni di braccio e mente dove che sono andate molto molto male. Abbiamo perso centinaia di punti. E per fortuna, o purtroppo per fortuna, non si sa, ci sono stati degli errori, cioè sia io sia Christian pensavamo che l'altro stesse registrando, nessuno dei due in realtà aveva registrato, quindi queste preziose perle non vedranno mai la luce, meglio forse, ma ora il danno è stato fatto, proviamo a vedere se si riesce a recuperare un po' di elo, quindi proviamo a giocare qualche partita, proviamo a giocare delle partite a 3 minuti più 2 secondi, per avere un po', per non perdere di tempo, diciamo, no? Perché perdere con... Ah no, l'Elo Blitz era rimasto invariato, era l'Elo che era sceso era soltanto l'Elo a 10 minuti. Quindi l'Elo Blitz è rimasto, però non stanno accettando la sfida a 3 minuti più 2 secondi. Questo è il problema, è che... Ah, ok, qualcuno ha accettato la sfida. Vediamo, 2000 di Elo, ok. Hanno giocato E4, giochiamo la difesa francese. D5 e per D qua mi ha giocato la variante di cambio, cavallo C6, ok, alfiere D6, cerchiamo di sbilanciare, e sviluppiamo il cavallo in E7 perché è un'apertura piatta, vogliamo fare qualcosa di diverso, il cavallo F5 potrebbe essere interessante cambiare questo alfiere, ora potrebbe essere una posizione con un pedone isolato, diamo scacco in B4 per cambiare un pochino la struttura, ok, alfiere di 2. A questo punto mi sto chiedendo cosa succede se cambio tutto e cambio in C4, prendiamo. E ora un pedone, no? Perché non catturiamo in C4 e iniziare a prendere un pedone in più? Ok, ho giocato di 5 mossa intermedia, che era fastidiosa, e mi ero perso. Stavo già cantando vittoria, però. No, di 5 è forte, però non stiamo male perché sta indebolendo le caselle chiare. Ok, ora a questo punto non so se giocare la mossa intermedia C3 o semplicemente giocare cavallo E7. Ok, questo gioco bisogna giocare veloci perché è una partita blitz. Ora proviamo a giocare C6, vediamo come... Voglio definire la posizione. Voglio definire la posizione e la mia idea è che lui ha un po' un po' i pedoni isolati. Quindi potrebbe un po' soffrire se io li... L'avversario ha ancora 3 minuti perché non dimentichiamoci che c'è l'incremento. E quindi a 3 minuti sto pensando, come sempre, sto pensando più dell'avversario, sto pensando più del dovuto, che lui ha giocato alfiere di 3, che sviluppiamo le torri, no? Tutti i pezzi devono tornare in gioco, alfiere per. Ora, se non sbaglio, dovrei stare un pochino meglio, poi dopo si può gettare via tutto il vantaggio, però in questa fase del gioco sono abbastanza contento perché lui ha 2 isole pedonali. A questo punto, cosa succede se gioco torre C8? Torre C8 non dovrebbe essere male, penso. Ok, torre D1, ha giocato l'avversario, va bene. A sto punto penso che ok, dicono che nei finali non sia male centralizzare il re, facciamolo, re F8. Ora voglio vedere cosa gioca. Se cattura in D8 potrei contendere la colonna D o magari prendere di cavallo per fare pressione su C4. Potrebbe essere che magari ho un vantaggio di lungo termine per via della debolezza in C4, però sappiamo che questi vantaggi possono sparire velocemente, soprattutto in partite blitz. Ok, l'avversario ha giocato C5, penso che questo pedone possa essere... continuo a pensare che questo pedone possa essere debole, però poi bisogna anche dimostrarlo. Dimostrarlo potrebbe non essere così semplice. Sto pensando se giocare alfiere C2 per obbligarlo a prendere una decisione. Proviamo a fare alfiere C2, così per vedere cosa vuole fare mm, rispetto alla colonna. Magari posso prendere di cavallo, ok? Ora ho una certa pressione su C5, potrei minacciare di prendere in B3 poi prendere in C5, ok, mossa interessante. Allora, se io praticamente catturo in B3, gioco cavallo E6, potrei giocare B4 difendendo il pedone. E quindi non guadagnerei più materiale, la cosa non mi aggrada, quindi magari preferisco mantenere l'alfiere che dovrebbe essere più forte dei suoi cavalli, magari posso rovinargli la struttura, andare in D5, giocare cavallo E6, perché ora l'alfiere va in D5, che dovrebbe essere forte, non dovrebbe essere inferiore ai suoi cavalli, a questo punto cavallo E6 non dovrebbe essere cattiva, penso. No, no, non credo che da nero mi dovrei lamentare, penso che la posizione sia decente. A questo punto proviamo a giocare Re7,
centralizzare il re. Ok, l'avversario gioca G3, proviamo a giocare G5 per non farlo espandere. Non so se è corretta, però potrei giocare G5, H6. Non so come potrebbe continuare qui. È che ha delle debolezze di lungo termine, però è anche difficile sfruttarle. Ok, ora proviamo a fare F5 per prendere un pochino più di spazio. Magari poi gioco Re F6, continuo a migliorare la posizione del re al centro. Ok, torre C3, va bene, va benissimo. Cioè va benissimo, dico. Ciò che sta facendo ovviamente non è male perché sta migliorando la torre. A questo punto cosa potrei fare? Forse potrei anch'io, no? Potrei mettere per profilassi, potrei mettere la torre in settima, non si sa mai, meglio sempre difendere la settima. Ok, ora gioco Re F6, non dovrebbe essere male ancora. Ok, qua ha proposto patta l'avversario, sembra. Ok, giochiamo, proviamo a continuare a giocare. Per vedere cosa succede, per la curiosità di vedere, ok, qua ha giocato re lì, ora potrei magari provare a giocare B6, B6 potrebbe essere, ok, abbiamo poco tempo, non dimentichiamoci che abbiamo poco tempo, ma che questa cosa del tempo ormai è una cosa risaputa, no? Ok, però B6 potrebbe non essere male, ora F5 anche, e potrei giocare anche Re F5 per vedere, ora E5, però ho bisogno di prendere una decisione e in fretta. Cosa fare? Re F5? Non lo so. Potrei fare anche B6. Potrei prendere in G3 e saltare col cavallo in F4. Proviamo a giocare così. Prendere in G3 e saltare con il cavallo in F4. Giusto per complicare un po' le cose. Magari il cavallo può andare in D3 in E2. Non penso che sia la continuazione migliore, però va bene creare trucchi di questo tipo nel Blitz. Però non lo so, ho sempre dei dubbi, ho sempre troppi dubbi. Però la cosa potrebbe essere interessante. Ok, ovviamente si è difeso, come era da aspettarsi. Ora una domanda, se giocassi cavallo di 3, cosa farebbe lui? Perché su cavallo di 3 avrei un attacco su E1, su C5 non credo che sia male. Torre di 3 e ora... E dicono che un pedone sia un pedone. Ok, 21 secondi. Abbiamo tutto il tempo di gettare via questa partita. Questa posizione penso che sia molto promettente. Però poi vincerla con poco tempo non è mai facile. Ok, ora ci semplificazione, che non è male semplificare, attacco la debolezza. Vediamo se rimane il tempo per provare a convertire il vantaggio che dovrei avere. Ora, ora ho una maggioranza, no? Che non dovrebbe essere affatto male avere. A questo punto poi potrei migliorare un po' la torre. Ora non so se dare scacco prima, magari do prima scacco. Perché poi dopo se il re sale, ok, gli inchiodo il pedone. 20 secondi. Ora la semplificazione, sì. La prendo, ora sto finale, se non vado errato, penso che ci sono chance di vincere. Vediamo, a 5. Ora proviamo a giocare re 6. E qui. Un pedone in più, un pedone, no? Tra l'altro, presto abbiamo intenzione di fare un corso sullo sfruttamento del vantaggio di materiale, che potrebbe essere un argomento molto interessante. Vediamo se riesco a sfruttarlo bene. Penso di sì, ora vado da questa parte. Voglio vedere dove vuole andare il suo re, re di 5. Ora voglio provare a entrare di qua. Ok, ora gioco re 4. Penso che non riesca qua. Ok, re F4. Re G4. Ora come fa a tenere tutti i pedoni? Ok, qua ha abbandonato. Abbiamo aumentato un pochino di più l'elo. E l'elo Blitz, quindi no, mi ero confuso perché le partite che avevamo fatto a braccio e mente erano a 10 minuti, quindi era l'elo rapid che era sceso. Potrebbe essere interessante aumentare un pochino l'elo rapido. Ora ci ha lanciato la rivincita l'avversario, però magari ok, mi piacerebbe giocare contro qualche avversario più forte, come avevamo fatto nella partita un minuto che avevamo fatto un po' di tempo fa. Però penso che ora sia il momento di andare a vedere cosa è successo, per ridere un po'. Ok, qua chess.com mi sta dicendo che zero errori, zero occasioni vincenti mancate, ma un errore grave. Devo vedere che errore grave ho fatto, andiamo a vedere l'analisi. Ok, ok, qua hanno giocato 4, la francese,
di 4, ok, qua questa è la variante di cambio, è una variante simmetrica, quindi sto cercando di sviluppare i pezzi in modo differente da lui semplicemente per sbilanciare. Ecco qua, sinceramente dopo il C4 avrei dovuto prendere subito forse, e su B per C4 giocare alfiere B4 ora sarebbe stato migliore. Qua mi sono totalmente, cioè, ho fatto una sciocchezza perché mi sono totalmente, stavo per dire dimenticato, in realtà dimenticato no, mi sono totalmente perso, io pensavo che prendo e qua poi gioco, catturo il pedone, mi ero totalmente perso la spinta in D5, cavallo 7, per C, C6, D per C, ecco a questo punto, su donna per, D per C no, non credo che sia buono, di fatto il motore sostiene cavallo C3 in modo che se io catturo, è vero che questo pedone potrebbe essere debole, ma è anche passato, no? Comunque ho un bel blocco, posso bloccare il pedone, posso sviluppare i miei pezzi, nel lungo te posso sviluppare le torri sulle colonne, una maggioranza nella di donna, una posizione a 3 risultati. Di fatto, di fatto, sì, non credo assolutamente di stare peggio, infatti anche il motore cambia un po' idea. Ma su D per C6 sicuramente qua, anche se magari il vantaggio non è enorme, devo stare meglio io perché ho la struttura sana. Questi pedoni sono pedoni uniti e questi sono pedoni isolati. Non si difendono tra di loro. Anche dare l'alfiere per il cavallo non può essere buono in questa posizione. Ora, ok, il re va sempre bene verso il centro, alfiere C2, cavallo per, cavallo E6, torre C1, alfiere E4, perché voglio mantenere l'alfiere. Sì, perché sennò... Qua il punto è che se catturo in B3 e poi gioco per attaccare il pedone in C5, il punto è che difende il pedone con B4. Era qualcosa che volevo evitare. Quindi ho voluto mantenere l'alfiere verso il centro e qua alfiere di 5, questo alfiere domina un po' i suoi cavalli, poi metto il cavallo in E6, è tutto legato, e qua siamo in una posizione dove qua so di stare molto meglio, no? Perché lui è tutto legato, cioè ha due pezzi vincolati alla difesa di questo pedone, non può togliere la torre da questa colonna perché i miei pezzi fanno pressione su questo pedone. Un'altra cosa è che il cavallo non può nemmeno muoversi perché c'è un'impresa, nemmeno questo cavallo può muoversi, perché se lui sposta questo cavallo da qualche parte, per esempio, ehm, se lui sposta, non so, il cavallo in F1 per andare qui, magari io posso prendere il suo cavallo e poi catturare il pedone in C5 con grande vantaggio. Quindi tutti i suoi pezzi sono vincolati, però non c'è un modo chiaro per vincere. Quindi qua voglio prendere spazio sui pedoni. Ecco, una cosa interessante, che visto con l'alfiere campo chiaro, vorrei fissare i miei pedoni sul nero. Qua gioca F5, qua torre C7, semplicemente per non sapere cosa fare, per passare, voglio evitare possibili controgiochi. Mi sono perso B6, forse questo è l'errore grave, l'inchiodatura. Lui passando ha messo la torre dove non è difesa. Prima se avessi giocato B6 sarebbe semplicemente stata una semplificazione perché lui cattura, io catturo, lui ricattura, no? Ricatturo e forse sto ancora un filino meglio perché ho l'alfiere che è meglio rispetto ai cavalli, ma la sua debolezza in C5 è scomparsa. Ma quando lui mette la torre in C3, B6 probabilmente guadagna un pedone perché non ha modo di difenderlo. Se lui cattura in B6, torre per C3 vincendo. Ok, lui ha giocato torre C7, re F6, non è male, appunto migliora la posizione del re. Re qua ora a questo punto il motore dice con H5 meno 3, 60 qua. C'è qualcosa che non capisco. Ok, qua i misteri, no? Non so perché il motore attribuisce una valutazione così grande. Io qua giocai F4, che c'è un'imprecisione, a me mi sembra una mossa logica. Ho giocato Re F2, ecco qua non sapevo bene cosa fare. E io ho preso, che forse non è granché, ma male non deve essere. Anche se al motore non piace, gli dà un punto di domanda. E qua è difficile appunto provare, perché se provo a centralizzare il re, potrebbe darmi scacco, no? E poi tornare indietro e ripetere la posizione. Stavo pensando anche a B6. Dovrei stare meglio, perché cambia, si cambia tutto. E poi il mio re ha un cammino verso l'ala di donna, però ancora non è facile. Non lo so. Probabilmente al motore magari piacerà ancora qualcosa come H5, non lo so. Io ho preso qua, al motore piace ancora H5, mossa che non capisco bene. Chi ha giocato cavallo F4, torre E1, che è la migliore, cavallo D3, pensavo che torre 1 fosse un errore, adesso fa vedere come non ho capito nulla di questa partita. Cavallo D3, attacco doppio. Ecco qua, vediamo. Il motore dice che il bianco resiste con cavallo E4, e no, non capisco bene.
torre per, cavallo per, no, no, va bene, no, ok, allora, guardando questa continuazione, chiedo scusa se sono veloce, ma infatti chiedo scusa se sto spiegando velocemente, se qualcuno non capisce, ma in realtà è che anche per me è un processo di apprendimento. Io sto guardando la mia stessa partita che ho giocato al meglio che ho potuto, quindi stiamo studiando insieme, non è una spiegazione. Quindi vediamo di capire insieme. Allora, io ho giocato cavallo F4, no? Il motore probabilmente avrà qualche modo tecnico migliore di vincere, di cui non ho idea, ma voglio giocare all'F4 per dare un doppio. Torre 1, cavallo di 3. Ok, il motore mi sta dicendo che cavallo E4 va bene e che questo finale è un'ottima chance per il bianco, va bene però. Cioè, a livello umano mi va benissimo questo finale, magari un motore col gioco perfetto lo difende, dice A4, che è ancora una mossa che non so perché la suggerisce, ma qua sì, penso che ci siano ottime chance di vincere. Si può giocare 50 mosse, l'avversario potrà collassare con un pedone in meno. No? Ricordiamoci che un pedone è un pedone e semplificare va sempre bene. Quindi questa volta rimango d'accordo con la mia decisione. Ok, lui ha giocato torre 3 e qua cioè, è entrato lo stesso nel finale di torre con un tempo in meno. Questo deve essere, poi ha giocato torre a 5, lui ha messo la torre in B4 per tornare in B2, a questo punto B5, la mia idea è giocare a 6, poi attaccare a 2, e qua a questo punto lui ha giocato torre B2, ora a 6, no? E ora se lui non fa nulla, anche è difficile pensare come non fare nulla. Io magari gioco torre A4, poi magari miglioro un po', avanzo i pedoni, miglioro il re, no? Provo a portare il re sull'ala di donna, attaccare a 2, penso che alla lunga dovrei vincere. Ho giocato F4 e qua torre A3 è forte perché se passivizza il re cattura in F4, se gioca re G4, torre A4 e qua se non entra nel finale di pedoni perde un altro pedone, no? Cioè se fa qualunque mossa, non so, re via, catturo il pedone, sto meglio. Qui ho giocato torre F2, torre per, torre per G per, e qua con un pedone in più dovrei vincere. Il punto è che, allora, se lui mantiene il re in quest'ala, se lui prova a catturare il mio pedone, così, perché i miei pedoni vincono da soli, no? E vinco con... cioè io arrivo a promozione molto prima di lui e quindi ho tutto il tempo di promuovere e vincere, no? Gli do scacco, a questo punto posso dare, non so, un altro scacco, posso avvicinare la donna a zigzag, come dicevo, e poi pian piano vengo a vincere, no? Perché qua poi gli do matto. Il suo pedone non riesce a promuovere per molti tempi. E se lui viene da questa parte, ora a 3, ora aspetto, se viene da questa parte il mio re entra e addirittura se lui vuole provare a fare una corsa di pedoni posso proprio anche spingere, no? Il mio pedone arrivo molto prima di lui. Re G5 a 4, sono già andato a donna molto prima che lui catturi il mio pedone e inizia a spingere il suo. Se lui ha dei rimorsi e prova a tornare indietro, ovviamente devo tagliare fuori il re, lo taglio fuori, gli creo una barriera, il suo re non può accedere a queste caselle grazie al mio, lo blocca, e poi spingerò il pedone vincendo. Quindi qua in partita lui ha giocato H4, H5, ora ha finito i tempi, torna indietro, Re C3, ora se gioca Re B3 la stessa cosa, entro da questa parte, Re 3 vado qua, se avessi giocato Re 3 sarei entrato in C4, no? Per catturare a 3, C3, Re 4 e qua vinco, qua Re B3, Re F4, se ha in D4 non succede nulla, posso catturare, se gioca Re C5 B4, presa, voglio andare a donna, Re mi ha catturato il pedone ma ho vinto sull'altra ala, no? Andrò a donna, vincendo la partita. Quindi penso che è stata una buona vittoria tecnica, sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo visto la mia struttura migliore, abbiamo visto che dopo che ho visto che ho giocato mosse strane, l'ho preso un po' alla leggera. Qua avrei dovuto giocare degli ordini migliori, mi sono preso questa intermedia. Poi ho fatto il grave errore di giocare iper C6 a questo punto, che è una partita molto facile, senza rischi, dove, ecco, spero che diciamo se ho una soddisfazione da questo video è che ok, oltre ad aver imparato qualcosa oggi è che anche l'ascoltatore abbia appreso qualcosa e mi piacerebbe
che magari anche chi ha gli inizi, che veda questa struttura, ovviamente chi è già esperto sa bene di cosa parlo, ma chi ha gli inizi, che veda questa struttura superiore del nero, è una posizione così dove c'è un vantaggio strutturale, pedoni doppiati contro pedoni uniti, in un modo diverso, cioè che non si veda come una parità morta, ma come una posizione ricca dove il nero può pressare gratis, senza rischi, giocando per due risultati. Di fatto avete visto la concentrazione dei pezzi, no? Contro la sua debolezza, i suoi pezzi legati, che poi pian piano ha portato, dopo alcune manovre, alla cattura proprio della debolezza e avere un pedone in più che poi ha permesso di vincere il finale. Spero che questa partita vi sia piaciuta, spero che vi siano piaciute le debolezze strutturali e vi anticipo, approfitto anche di oggi per parlare di un nuovo corso che faremo con Matto Scacco sullo sfruttamento dei vantaggi di materiale, in modo che sia anche più facile, per esempio, per chi gioca bene la prima parte della partita e magari ottiene un vantaggio materiale come appunto in questo momento, riuscire attivando i pezzi, giocando con una buona tecnica, semplificando, per esempio, applicando alcuni concetti, riesca a vincere con il pilota automatico con più facilità, posizioni con il vantaggio di materiale. Grazie mille e a presto! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!